C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, il detto di oggi è simpatico, il protagonista è un animale molto utilizzato, molto usato nel nostro dialetto. L'asen, quando il tuo asen andava a scuola, il me e il turnandre. Questo è simpatico, è molto conosciuto. Siamo tornati da MR Elettrodomestici a Villa Carcina, c'è una vasta esposizione, un sacco di roba, di qualità, prezzi convenientissimi e siamo tornati in compagnia di Sergio, questo baldo e simpatico giovanotto. Cioè, Sergio, vabbè, non sei una donna, quindi a te l'età la posso chiedere, quanti anni hai che va le mascherine falsano un po' i volti? 25. Vedi, l'avrei detto io, vabbè, peccato per questa calvizia precoce a 25 anni, già insomma, Sergio. Allora, se non sbaglio, caro Sergio, sei già stato interrogato tu qui, vero? Ero già stato qua l'altra volta e come oggi sto acquistando un televisore perché mi serviva. Vedi Sergio che sa a chi rivolgersi. E anche l'altra volta il protagonista del nostro detto era un asino, anche stavolta. Quando il tuo asino andava a scuola, caro Sergio, al il turnandre, l'hai mai sentito questo? Non l'ho mai sentito, però ho capito cosa si intendono, cioè che quando il mio asino va a scuola, il tuo, quando il tuo asino... il mio sta già tornando indietro, vuol dire che la gente deve capire tante cose. Senti, visto che anche tu hai a che fare col pubblico perché hai un locale, come sono i tuoi clienti, caro Sergio? Ottimi, gentili e molto, con tutto il lockdown che abbiamo fatto, sono stati molto carini. Anch'io devo ringraziare tutti. Bene Sergio, prego. Anche MR, che anche loro sono miei clienti. Benissimo, Sergio non è solo perché c'ha l'aiutante, mano in quadra qua sotto se puoi, eccolo qui l'aiutante di Sergio, è buono però, ha suggerito senza farsi accorgere. Grazie Sergio. Lucia e Luigi, guardate che bella coppia, figlioletta con papà. Ma tu Lucia abitualmente vai a spasso con stivali così alti? No, sto andando a cavallo. Capisci, ecco, abbiamo capito, pratichi l'equitazione. Ti piace da molto tempo Lucia? No, da 2 o 3 settimane vado. Siamo agli inizi, il battesimo della sella proprio. È una cosa bella, piacevole, vero? Bellissima, sì, infatti a lei piace molto, si diverte bene. Potresti anche portarlo a casa, farlo conoscere in famiglia il cavallo, no? In soggiorno, magari in giardino, nello spazio, lo fai accomodare sul salotto. Ci sta, no? Potrebbe essere una bella idea, che dici? È un po' grande, però. È alto. Come si chiama il tuo cavallo, Lucia? Starlight. Starlight. Così ho detto bene? Ora non c'entra la lingua straniera, ma insomma c'è il nostro dialetto. Si parla di asini, un asinello è il protagonista di questo proverbio. Quando il tuo asino è a scuola, è il turnandre. L'hai mai sentito Luigi? Di dove sei tu Luigi? Di Gardone. Sì dai, l'ho sentito non tanto tempo fa. E che significa secondo te? Che quando qualcuno vuole insegnarti qualcosa, tu gli dici quando il tuo asino stava andando a scuola, il mio stava già tornando indietro perché io sono già preparato sul... Potrebbe essere il tuo asino che ha studiato tanto il tuo asino. Il tuo asinello ha studiato tanto, Luigi? Sì dai, ho studiato, abbastanza. Siamo ora in compagnia della signora Rosa, guardate quanto è simpatica questa signora, giovanissima anche, Dai Rosa, bene, tiriamoci sul morale. Allora, si parla di un asino anche stavolta, perché se non sbaglio già l'avevo interrogata sull'asino anche nella precedente puntata. È un asino che si sposta, che va a scuola. Quando il tuo asino è a scuola, il turnandre. Che significa Rosa? Era più intelligente, aveva già fatto tutto. L'asino, quale dei due era più intelligente? No, quello che già tornava indietro, penso. Quindi era il tuo in qualche modo, Rosa, l'asino che tornava indietro, È vero. Era proprio. Senti Rosa, tu hai figli, ok, però insomma l'attività... Tu sei barista se non sbaglio, vero? Sì, siamo baristi, sì. Va bene, dai, a parte insomma un po' il periodo qui che il coronavirus non è che ci aiuta. Poi ci lasciamo, ma qui da MR come si sta? Si sta benissimo, venite qui perché veramente sono stragentili.
Ebbene sì, quando il tuo asino andava a scuola al metro Andrei, il mio asino già era più intelligente del tuo perché si era già istruito, ovvero tu non mi devi insegnare nulla e da te non devo prendere perché sono più esperto e questa attività la conosco meglio di te perché io sono l'asino che già tornava da scuola. Va bene? Vabbè, sempre asini sono. Siamo un po' asinelli anche noi e vi salutiamo e vi rimandiamo al nostro prossimo appuntamento con Centro Anch'io. Arrivederci. Centro Anch'io.